Buongiorno e bentornati con l'informazione di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Il Friuli Venezia Giulia è oggi in zona gialla. Gli spostamenti sono liberi sul territorio, fatta eccezione per il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. La scuola è in presenza al 100% fino alle medie, al 70%. Alle superiori è consentito il consumo in ristoranti, al bar al tavolo, ma esclusivamente all'aperto sia a pranzo che a cena. Un ritorno in zona gialla tenuto però al battesimo da condizioni meteo non proprio primaverili. Il Friuli Venezia Giulia era entrato in zona arancione l'8 marzo scorso, anche se la giunta regionale aveva anticipato di qualche giorno alcune misure restrittive, visto il peggioramento dei dati del Covid-19. Il 15 marzo era entrata in zona rossa fino al 12 aprile. Sentiamo adesso il titolare di un bar raggiunto da Marco Pasquariello. Oggi, primo giorno di zona gialla, dietro di noi i tavolini dello spazio esterno appunto occupati, c'è più giro del solito? Noi siamo tra i fortunati appunto ad avere uno spazio esterno, un ottimo riscontro, direi meglio delle aspettative, siamo contenti, l'importante è cominciare, siamo fiduciosi perché c'è bisogno. Perché ricordiamo appunto che possono aprire di fatto al pubblico seduto, solamente i locali che hanno uno spazio esterno, gli altri devono continuare per asporto, come anche voi avete fatto in realtà in zona rossa, in zona arancione. Esattamente, solo i locali che hanno la possibilità di avere i tavolini all'esterno possono, sì, appunto, possono avere un servizio, il resto è un peccato ma non è possibile. Noi con l'asporto abbiamo comunque sempre lavorato. C'era bisogno comunque di questa ripartenza. Ecco, esatto, quello volevo dire, c'era bisogno della gente che tornasse a bere il caffè seduta al tavolo. Esatto, c'è bisogno e c'è bisogno di ricominciare e correre al 110% perché sono stati dei mesi veramente difficili per tutte le aziende, immagino, del settore Horeca. E intanto continuano le vaccinazioni, quasi 10.000 le persone della Bassa Friulana che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid in 3 settimane in un hub attivato nelle scuole della cittadina della Bassa Friulana. Sentiamo. Concluse con successo, almeno per adesso, le sezioni vaccinali organizzate per la comunità della Bassa Friulana negli spazi della scuola di Latisana. Un bilancio molto positivo, non solo per la fluidità dei percorsi, per il grande impegno dei professionisti, dei volontari, dell'amministrazione comunale, ma per soprattutto la grande soddisfazione da parte dei cittadini. Quante sono state le persone vaccinate in questi 3 weekend? Circa 2000 per ogni seduta vaccinale. I 3 fine settimana hanno decisamente confermato la scelta appropriata del luogo e devo dire che come valore aggiunto lo spirito che si è creato di gruppo tra gli operatori sanitari, i volontari CRI piuttosto che Protezione Civile e gli amministratori locali è stato veramente molto grande, molto importante. Ed è iniziata nella sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova la visita nella nostra regione del commissario straordinario per l'emergenza Covid questa mattina, il generale Figliuolo. Qui è arrivato intorno alle 11 e da qui insieme al capo dipartimento nazionale della Protezione Civile Curcio e ai vertici della regione si trasferirà poi a Gemona del Friuli per l'inaugurazione di un nuovo centro vaccinale. Ci colleghiamo in diretta con il collega Daniele Micheluzza. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno Paola, siamo proprio all'esterno della sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, le telecamere non possono andare oltre questa sbarra ed è qui in corso la riunione di cui accennavi tu appunto con i vertici regionali, il presidente Fedriga, il vice Riccardi, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo e il capo della Protezione Civile nazionale Curcio. La riunione è ancora in corso, è iniziata attorno alle 11:30 e andrà avanti. Naturalmente il tema è quello dei vaccini, soprattutto per riuscire a capire quali saranno le novità per la nostra regione. Poco fa c'è stato anche un
un tweet diciamo su Facebook del vicepresidente Riccardi, che scrive che oggi appunto sono insieme al commissario straordinario e al capo della protezione civile. Il nostro obiettivo, ha detto Riccardi, è quello di portare avanti al massimo il ritmo delle vaccinazioni. L'organizzazione sta procedendo con una rete capillare di punti vaccinali in continuo aumento creati sul territorio, testimonianza della proficua collaborazione e della capacità di fare squadra con le comunità locali. Occorre avere a disposizione le dosi vaccinali necessarie e di questo oggi discuteremo con il generale Figliuolo. Riccardi ha voluto anche ringraziare tutti quanti gli instancabili professionisti della sanità del Friuli Venezia Giulia e il personale della protezione civile che oggi, come ogni giorno, sono in prima linea per combattere il coronavirus. E come detto, vedete anche dalle immagini di Simone Caramaschi c'è un certo dispiegamento di forze, vediamo anche i carabinieri, e il protocollo è molto serrato. Ecco, avete capito dalle parole di Riccardi l'importanza del tema delle dosi delle vaccinazioni. Se per Pfizer, il vaccino Pfizer, sono state abbastanza in linea con le aspettative, questo non è venuto con AstraZeneca. Adesso c'è anche il nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson e naturalmente tutto si basa su questo, perché molti centri vaccinali sul territorio, il personale per le vaccinazioni tra i medici di base, infermieri e quant'altro è stato reperito. Adesso il vero tema è riuscire ad avere dosi sufficienti. Nei giorni scorsi il generale Figliuolo ha detto che da domani al 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi per accelerare la campagna vaccinale e arrivare al target delle 500.000 somministrazioni al giorno, 10.000 delle quali previste nella nostra regione. Ecco, come detto, la riunione è ancora in corso. Vediamo che è stato allestito anche un gazebo per un breve rinfresco, e dopo, al termine del quale, appunto, i vertici regionali, accompagnati da Fedriga e da Riccardi, si sposteranno a Gemona per il nuovo piano, per il nuovo centro vaccinale. Da Palmanova per il momento è tutto. Noi vi daremo altri aggiornamenti nel corso di A Voi la Linea e appunto per riuscire a capire se riusciremo ad avere qualche anticipazione per quanto riguarda quello che è emerso da questa riunione. È previsto comunque un punto stampa alle 14.50 proprio a Gemona. Da Palmanova per il momento è tutto. A te la linea, Paola. Punto stampa, Daniele, grazie, che seguiremo nel pomeriggio per poi darvene notizia nei nostri successivi telegiornali. A proposito della consegna dei vaccini, questa mattina intorno alle 11.30, scortati dalle api dei Carabinieri di Udine, sono arrivate circa 1.400 dosi del vaccino Moderna e nella giornata di mercoledì altre dosi, compresa AstraZeneca, saranno nuovamente consegnate nel corso della giornata, in arrivo sempre da Venezia Tessera tramite la viabilità ordinaria e della A4. E passiamo adesso alla cronaca. Spacciavano nei luoghi maggiormente frequentati dalle famiglie nei parchi anche a minorenni. Sono stati intercettati dalle Fiamme Gialle del Friuli occidentale, che hanno ricostruito bene 900 cessioni di droga per un totale di 2 kg di hashish. A finire nei guai sono stati 2 cittadini stranieri. Sentiamo. 2 cittadini stranieri, uno di nazionalità pakistana e uno di nazionalità afghana, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha ricostruito circa 900 episodi di spaccio a loro carico per un totale di circa 2 kg di hashish. Da quanto è emerso dalle indagini, i 2 erano soliti smerciare gli stupefacenti in luoghi frequentati da famiglie, in particolare nella passeggiata lungo il fiume Noncello e del ponte di Adamo ed Eva. Sono stati individuati 26 acquirenti delle sostanze stupefacenti, dei quali 20 cittadini italiani e 6 di nazionalità straniera. Tra i clienti italiani 3 erano minorenni. Nei loro confronti scatterà la segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanza stupefacente. L'individuazione dei 2 stranieri è stata possibile attraverso l'intercettazione telefonica, l'esame di tabulati dei traffici telefonici e le testimonianze acquisite da parte di persone informate sui fatti. Il cittadino pakistano si trova già in stato di custodia cautelare in carcere, mentre per il cittadino afghano, che si era trasferito recentemente in territorio francese, è stata avviata la procedura per l'emissione di un mandato di arresto europeo.
I carabinieri del NAS di Udine hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo all'interno di un supermercato di Sedegliano e il responsabile è stato multato perché è ritenuto appunto responsabile di aver mantenuto gli spazi del punto vendita in condizioni igienico-strutturali carenti e omesso anche di indicare all'ingresso del negozio il numero massimo consentito di persone che possono accedere al punto vendita, questo per contenere naturalmente la diffusione da Covid-19. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.400 euro, dovrà rimettersi in regola. E questa mattina in realtà dalle prime ore di questa notte, dalle 2, un numeroso rintraccio di migranti alle porte di Udine. Sono stati di fatto rintracciati oltre 100 cittadini stranieri, ci sono anche 2 donne e dei minorenni segnalati intorno alle 2, come dicevo, nella zona del quartiere fieristico nell'Interland udinese. Pare che anche in queste ore ci siano ulteriori rintracci che fanno elevare il numero delle persone rintracciate e poi portate alla caserma Cavarzerani di Udine. Sentiamo. Oltre 100 migranti sono stati rintracciati alle porte di Udine questa notte. Le prime segnalazioni di persone viste camminare a piedi in piccoli gruppi sono arrivate da automobilisti in transito e da residenti intorno alle 2. Diverse le chiamate al 112 e sul posto sono confluite numerose pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Martignacco, Feletto Umberto e della Compagnia di Udine per le operazioni di identificazione. Si tratta di 110 cittadini stranieri abbandonati dai trafficanti di uomini che li hanno trasportati nella zona della città fiera e dell'ente fiera per poi far perdere le loro tracce. Sono stati concentrati temporaneamente nel Parco del Cormor per le operazioni di identificazione e successivamente avviati a triage e quarantena fiduciaria alla ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine perché provenienti da paesi a rischio in ingresso sul territorio nazionale attraverso i confini terrestri di Gorizia e Trieste. Sono tutti cittadini pakistani, tra cui 2 donne e 6 minorenni. È il secondo numeroso rintraccio di migranti nell'arco di appena una settimana. Solo pochi giorni fa, infatti, erano stati identificati 126 migranti tra Osoppo, Colloredo di Monte Albano, Buia, Pagnacco e Udine. È una notizia di sport, torna la vittoria l'Udinese che vede ora il traguardo della salvezza matematica anche del 10° posto. A Benevento i bianconeri si sono imposti per 4-2 con le reti di Molina, Arslan, Larsen e Brav. Sentiamo. La partita di oggi è la partita di oggi. Ci ha prodotto questi 3 punti. Poi discuteremo nel merito i contenuti di questa partita, però è frutto di un percorso lungo che per quanto mi riguarda parte a 2 anni di cammino alle spalle e di un gruppo e di una squadra che si è consolidata, che è cambiata molto in questo tempo e i 39 punti di oggi sono frutto di un percorso fatto tutti insieme di cui sottolineavo importanza e merito ai ragazzi. Di fatto l'avete riaperta voi. Sì, è successo esattamente questo. E lì non siamo stati bravi, secondo me, dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista mentale, perché arrivati al 2-0 c'erano tutti i presupposti per poter veramente comandare la partita e gestirla con la personalità e le qualità tecniche che abbiamo. Invece il fatto che a centrocampo, passaggio, palla buttata in avanti, ci facciamo gol soli praticamente, ha riaperto preoccupazioni, dubbi e tant'è che da lì alla fine del primo tempo non sembrava neanche la nostra squadra, non sembravamo neanche noi, non sembrava l'Udinese che invece ha fatto dei gradini di crescita e di miglioramento. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, ma l'informazione con dirette dal territorio e contributi dalla nostra regione torna tra pochissimo con il collegamento di A voi la linea.